Eccoci qua. A questo punto, caro Natale Zennaro, anche io sono curioso, perché la curiosità è diventata veramente tanta. Il signor Litterio Scalisi, per arrotondare, può fare l'assicuratore mordi e fuggi? Lo scopriamo subito. Signore e signori, Enrico Guarneri Litterio con Vincenzo Volo e Giada Colonna. Belli tesorini della mamma, che siete belli, ma quanto sono belli, i tesorini della mamma, amori miei, amori della mamma, quanto sei bello, baby, ma quanto sono belli, oh, visto? Se la disturbo, lo so che quando lei è con i suoi tesorini non vuole essere disturbata, però di là c'è un uomo, cioè non è un uomo, è un animale. Un animale? Una bestia. Una bestia? Una scimmia. Una scimmia? Un coso che chiede di lei. Sì? Sì, mi dice che è il suo assicuratore, non lo so. Ma oui, l'assicuratore, il signor Litteri? Sì, Litterio. Lo faccio passare. Lo faccio passare? Ma certo. Signora, fa una puzza animalesca proprio, fa schifo. Del guarda. profumo. Va bene, lo faccio passare allora? Sì. Va bene? Sì? Ma sai che i tesorini hanno fame, è l'ora della pappa? Ci penso io, signora. Li portiamo Ci a penso mangiare io. la pappa, Sì, li sì. portiamo a piccolo. a mangiare la pappa. Ma che sei piccolino. Prego? C'è permesso? Prego? Buongiorno. Oh, buongiorno. Ma signora, che onore, che piacere vedergliela così davanti. Lei mi conosce? E chi non conosce a Cécile Le Bon, i più belli seni di tutta l'Europa. Ma che dico di tutta l'Europa? Di tutta Catania. Grazie, prego. Ma guardi che per me è un piacere vederla veramente. Aiuto! Siamo caduti! Ce le masse! Ma che uomo! Signora, domando scusi! Ma che uomo! Che fa? S'allippa lei! Scusi, pensavo che era un momento di ricreazione. Che ero a scuola, a ricreazione! Io ritorno dentro, scusate. Ma cosa fa? Ma questo s'allippa! È giovane! Che è? Faiello ancora! Faiello, sì! Purpitello Nico, insomma! C'è s'allippa! Mi scusi che ho inciampato e non... Ricominciamo? Sì, signore. Sicuri? Sì, Sicuri? tranquillo. Ricominciamo? Ah, che piacere conoscere... Cosa fa le unghie? Ci ho fatto male, signore, Ma mi scusi. certo. Signore Sissi, mi scusi, Sissi. Mi scusi, Sissi. Mi scusi, Sissi. Cosa fa? Che schifo, ma bagnata tutta, saliva! Salivo, scendevo, tutto. Oh, ma che schifo! Era un po' disputato. Prego, Perché io in questi momenti contingenti mi va via un po'. Mi scusi. Prego, si accomodi. Eccomi qua, signore. Allora, signore, buongiorno. Buongiorno. Da questo momento, signora, non parla più l'uomo, ma parla il professionista. Signora, lei ha telefonato alla nostra assicurazione. Oui? Assicurazione del paese. Oui. Io sono l'agente. Giustamente lei mi può dire, ma lei che agente è? Gente a posto. O paesi ci sono gente da fango, ma io sono un gente apposta. E sono venuto qua perché lei voleva assicurare se qualche cosa. Noi siamo pronti ad assicurarci tutto quello che lei vuole. Che cosa ci vuole assicurare? Noi assicuriamo dalla A alla B, tutto. Io non l'ho chiamata tanto per me quanto per assicurare i miei tesorini. E certo, come la capisco, signore, come la capisco. Lei non sa, senza di loro la mia vita non le dico che sarebbe inutile, ma diciamo quasi piatta. Piattissima. Piatta, sarebbe Senza i suoi tesorini sarebbe Sarebbe piattissima. una Come vita mia moglie è piattissima.
Sì? Pare che ci passavo San Giuseppe con Chianotto. Oh, proprio. Chianotto. Allora, signora, mi dicesse una cosa. Noi facciamo tutti i tipi di polizia e di assicurazione. Polizza, polizza, Eh? polizza. Polizza? Polizza, polizza. Vabbè, è tutto poliziato, che devo poliziare qua? Polizza, polizza. Se ci tieni c'è la polizia, non lo Ma so. no, polizza assicurativa. La polizia di assicurazione, Sì. ma che cosa? Noi assicuriamo tutto. I suoi tesorini, come li chiamiamo? In nome geggo così in generale, comune, tipo Mende, Petto Palommino, oppure... Ma no, con i loro nomi propri, hanno i nomi con i nomi. Ma perché lei ci ha messo i nomi? Ma certo. Ah sì? Si chiamano Bubi e Baby. Mi chiamavo Bubi e Baby? Bubi e Baby, Bubi e Le Bon. Bubi e Bubi e Baby Le Bon. Le Bon, che i cognomi, hanno nome e cognome. Certo. Bubi e Baby, con Sì. quanti B? 2 B, Bubi e Baby. Le Bon. Le Bon. Con 3 B. Sono belli, Belli, vero? belli, lo sa, ma sono anche tanto intelligenti. Ma che mi sta dicendo? Sì, Ma perché ragionano? capiscono. 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 E io dico giù e loro vanno giù. Poi io dico loro su e loro vanno su. Ma per davvero? Sì. A comando? Sì, ma sa che le dico? Che cosa? Dopo glieli faccio vedere. Per davvero? Sì, glieli faccio anche toccare. Ma che mi sta dicendo? Beh, sì, glieli faccio accarezzare. Ma no! Sì. Per davvero? Ma certo, ci può anche giocare. Io li voglio baciare. Ma sì. A me mi piace, io ci do i baci. Ma mi piace. sì, li può anche baciare. Però sa, deve stare un po' attento. A che cosa? Perché uno dei due è un po' aggressivo. Uno dei due è un po' aggressivo? Mm. Come aggressivo? È un po' aggressivo. No, ma io lo bacio stesso, non mi scandalo. Stia attento, uno dei due è un po' aggressivo. Sì, quale è il più aggressivo? Quello nero. Quello nero? Sì. Ma perché non sono dello stesso colore? No. No? Uno è bianco e uno è nero. Ma che mi sta dicendo? Certo. Come a Juventus? Non so. Uno è bianco e uno è nero? Oui. Ah, io pensavo che erano dello stesso colore. No. Uno è... Tipo un rosa pallido, rosa carne. No, uno bianco e uno nero. Ma Ah, sì? sono belli tutti e due. Io me lo immagino, Si figuri che li ho fatti partecipare a un concorso di bellezza in America. Sì? E quello bianco è arrivato primo e quello nero solo secondo. certo, in America sono razzisti, chi visto non è che un euro e ovviare tutto Ma al secondo posto. no, è che quello nero quel giorno era un po' giù, Sì? un po' giù. E lei non se lo poteva dire su. Sì, ma no, era proprio fuori forma quel giorno. Ah sì? Sì. Ora come sono invece? Sono bellissimi. In piena forma? In formissima. Me li fa vedere allora? Ma sì, glieli faccio vedere. E poi sai, io li voglio tanto bene, tutti e due. Magari io mi Tutti ci e due. affezionai già. Perché sai, io li ho visti crescere, erano piccoli, Erano piccolissimi. piccoli, 2 perette Ma erano. no, più piccoli. Domini cucca. Mini cucca? Domini cucca. Mini cucca? E dopo io mi cucco, un dei minni. Non la capisco. Non la capisco. Ora sa, sono diventati bellissimi. Come? Sono diventati cresciuti, Giganteschi, ora sono Ma no, giganteschi. giganteschi Signora, sono se lasci grandi. pregare, gigante sono. No, ma sono medi. Medi? Medi. Diciamo medi massimi. No, come mio buche Dio. serre. Vince, racconta al signor Literi quanto sono speciali i tesorini. Sono specialissimi. Guardi, io li curo, ci penso sempre io. Giorno e notte, giorno e notte. Ma perché io l'ho visto? Ma certo, lui li cura sempre, li coccola, li lava, li profuma. Li accarezzo, li bacio. Io? Sempre. Che tutti i fortuni che so. Tranne due cocciranno la pigliavo proprio per il resto. Non la capisco. È pagato anche per Ma farlo. certamente. E deve vedere quando ballano. Perché ballano? Certo. Ballano. Quando lei corre, quando No, lei no, no, corre no. che ballano. No. Quando corre ballano. No, ballano quando c'è il rock and roll. A ballano non c'è rock and roll. Sì. Ma 24.000 ballerine ballano. Sì, ma lei sa, è proprio simpatico. Grazie, signora. È molto simpatico. Sì. Secondo me, se io glieli faccio vedere, lei resta colpito. Mi ha colpito un coppo di legno. Sì, lei è uno sensibile, vero? Sensibilissimo, per queste cose sono sensibile io. sai? Anche io sono Ma sensibile. tocca capire, Gioia, c'è stare Si vede che il signore è sensibile, non come certi uomini, mi creda.
ci sono uomini gretti, insensibili. Esatto, ci sono certi uomini che già chiamarli uomini è una parola superchio, che non ne capisco, non sono sensibili a queste cose. No. Io ne conosco per educazione, non faccio un nome, Sabbo la Rosa, per esempio. La rosa? È insensibile? Insensibile, ci può andappare, facci, musso, quello di 11 chiove c'è sito. Guardi, io non lo capisco. Si ricorda, signora, l'anno scorso all'hotel a Cannes che non li hanno fatti entrare? Mi ricordo. Che vergogna, che schifo. A Cannes. A Canne ne figlio entrare? No. E a Pisci? No, a Cannes. A Canne. A Cannes è la città Ah, Canne, francese. vicino a Ramac. Sì, Canne, sì. Ma no, a Non li hanno Cannes. fatti entrare? Non li hanno fatti entrare? No, c'è un albergo, non li hanno fatti E entrare. come avete fatto? E Vince è rimasto tutta la notte in macchina abbracciato ai tesorini per riscaldarli. Io, mi sono sacrificato tutta la notte, io. A tenerlo abbracciato? Sì. A coccolarle? Li baciavo, li accarezzavo. Signora, non facciamo sacrificare il sto creatore, signora. Ora ci do il mio numero di telefono. Lei la prossima volta che vuole coccolate e tenuto cadde, lei mi telefona e magari da notte scoppolo da letto e 10 minuti sono da lei. Che è pagato lui per fare questo. Ma certo! Io ci faccio gratis. Ce lo faccio Ma gratis. lei è così gentile. Grazie, signora. Lei non sa che gente c'è in giro? Sì. No, si figuri che l'altro giorno non mi hanno fatto entrare al supermercato coi tesorini. Nemmeno al supermercato. Ma signora, merda, da fare ma adesso numero uno sa fare la spesa, no? infatti E io non lo fanno entrare con i tesorini. non ho fatto Ma la lei si spesa. rende conto? Non ha fatto la spesa. No, quel giorno ero sola e non ho fatto la Ma è spesa. pazzesco, io come usa mia per dire non mi facessero entrare, che saccio, con i miei tesorini non devo avere. Che senso hai? Ma perché ce l'ha pure lei? Anche lei ne ha due. Certo, due, c'è paga segno difettoso, due c'è. Ah sì? Certo. Veramente? Anche lei? Anche lei. Non pare che stavo dicendo. Ma non sono belli come Bubi e Baby? No, belli come quelli no. No. Però sai, nella loro bruttezza c'hanno la loro bellezza, nella loro bruttezza, sì. Ma ha fatto concorsi di bellezza? No, di bellezza concorsi no, però ci ho fatto fare qualche provino per qualche film. Ah, film animalisti. Bravo, dei film animaleschi che si sente solo. Sì. E come sono? I miei tesorini? Si mi dica, ballano? No, si muovono un poco. Proprio. Però girano, che tu voti girano. Ah, girano? Girano, mi creda, girano a capare un'elica. Faccio provolaccio un danni, certo voti. E lei ci è affezionato, vero? Certo che sono affezionato, io perché sei 50 anni che conosco. E poi, sai, 4 piaceri non l'abbiamo passato insieme. E senta, come li ha chiamati? Come Come? li ha chiamati? Non c'è nemmeno il nome io. No? Dai, che lei chiamare a fare? Ma come fa a chiamarli? No, come che lei chiamare? Certo, stanno sempre attaccati alla gamba. In mezzo alle gambe stanno, va. La fanno in mezzo alle gambe io. Sono affezionati? Affezionati? Io voglio bene quando ha la mia vita io. E senta. Ma che vuoi? Senta, che cosa c'è? C'hanno il pelo lungo e il pelo raso? C'hanno il pelo sparuto, a chiaccia. Sparuto? Sparuto, sì. E senta. Ma che vuoi, Fede? Senta. C'hanno la coda lunga o la coda mozza? A te, da cura, che ti interessa? Non lo voglio sapere, a me mi piace la coda. Per te la coda è mozza. Peccato. La signorina è lunga. E senta. Senta chi? Di che colore sono? Melanzana chiaro. Oppure rosa cotto. Rosa cotto? Sì, rosa. Ma che colore strano. Strano. No, un colore bello però, un colore bello, normale. Che facciamo, signora? Lei è simpatico. Grazie, per simpatichezza sono nominato io. Lo sa cosa gli dico? Che cosa? Quasi io glieli faccio vedere. Davvero, signora? Ora me li fa vedere? Ma secondo lei, se noi li facciamo incontrare, loro litigano? Non sa di detto, no. Se li facciamo incontrare, a Somotti e quando si incontrano, perché non soffrono un po', soffrono di nostalgia. E allora sa cosa le dico? Che cosa? Vince, che dici? Glieli facciamo vedere? Oh, ricorrisponde ti canto un pugno, Ma allora se lei vuole, signora, li vado a prendere? Allora sa cosa le dico? Sì. Io li preparo e poi glieli faccio vedere. Sì, ti prepara per fare le caffè. Sì, ma lei poi mi fa vedere i suoi. Certo, signora. Ma se sta puttando magari io? Sì, Vince, sempre.
Che tutti i puttuniavi che io i miei li ho dimenticati a casa, se non glieli facevo No, vedere. ti voglio servire a sabola rotta, guarda che hai questa cosa. Ah. Mi ha detto poi mi fa vedere i suoi, ma io ci faccio vedere subito i miei. E i suoi dove sono? Questi sono i suoi tesorini? Ma certo! Ah, questi sono i suoi? Sì. Ma E i io- suoi dove sono? Non li I miei vedo. cascare un terra, non c'è successo. Arrivederci. Arrivederci. Non ne fa una buona, una dritta, il signor Enrico Guarneri Litterio con Giada Colonna e Vincenzo Volo, i tesorini ovviamente. Erano due cagnolini meravigliosi per i quali ringraziamo la giungla di via Aldo Moro 57 al Mister Bianco, cuccioli di tutte le razze, anche questi due tesorini che altro non erano che due cagnolini. Grazie. Allora devo andare in pubblicità, c'è un saluto che arriva attraverso Facebook per Giada, la signora Maria Sciacca che ci segue con grande affetto e che io saluto ovviamente con altrettanto affetto, dice che sei la stella più bella che lei abbia mai visto a Palermo, perché lei è di Palermo. Grazie a Maria Sciacca, grazie a Giada Colonna, a Vincenzo Volo. Grazie ancora alla giungla. Grazie alla giungla di Mister Bianco.